Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con il Sindaco Risponde, appuntamento del martedì sera, vi ricordo, dalle 19:30 alle 20:25. Vi faccio vedere i numeri di telefono, però questa sera sarà una puntata diversa, non riceveremo telefonate, riceveremo le email che manderemo la settimana prossima, perché questa sera racconteremo in questi 4 anni e mezzo, quasi 5, quello che ha fatto il Sindaco Giordani nella nostra città, nella città di Padova. Vi ricordo i numeri però comunque per la prossima settimana per interagire con noi: 049 80 7753, oppure per i messaggi 345 334 1171, oppure l'email il sindaco risponde @gruppotv7.com. Potete mandare comunque i messaggi, ve li leggeremo settimana prossima, e vi ricordo che siamo in diretta anche sulla piattaforma di Facebook nella pagina di iReport. Grazie, buonasera signor Sindaco, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora, ho già accennato in questa trasmissione, tanto perché abbiamo già ricevuto le richieste dei cittadini, questa sera abbiamo deciso di fare una puntata un po' diversa dal solito e vedere tutte le cose che lei ha fatto in questi 5 anni di sua iniziativa, di quelle tramandate dall'amministrazione precedente, a che punto sono, e anche quello che succederà più avanti nella conclusione dei lavori. Ovviamente cercheremo di parlare di tante cose e speriamo anche di riuscirci. Allora iniziamo subito con, avevo messo come il punto prima le grandi opere di Padova. L'opera più importante, Sindaco, è stata l'ospedale e la nuova pediatria. Sicuramente, l'ospedale penso sia la cosa a cui tenevo di più anche personalmente, ma penso anche come comunità. Ho raggiunto l'accordo con il Presidente Zaia in 6 mesi, di questo vado molto orgoglioso e devo ringraziare il Presidente Zaia per concretezza e lealtà. È un'opera importantissima, verranno fatti 1800 posti ospedalieri, 900 posti in centro, via Giustiniani, 900 posti a Padova Est. Nel tempo sarà previsto, sono 6-7 anni, però devo dire il direttore della BEN sta andando via a una velocità impressionante. Vi ricordo che verso aprile-maggio comincerà la pediatria. Ricordo solo un'altra cosa, che il Padova Est sarà un grande polo ospedaliero completamente nuovo, che l'amministrazione comunale ha regalato, per senso del termine, 520.000 metri quadrati alla regione perché facesse l'ospedale. Per quanto riguarda via Giustiniani, diventerà un posto bellissimo. Oggi è un pollaio, insomma, abbiamo mezzi straordinari, però nel contempo abbiamo mancanza obiettivamente di strutture. Saranno 900 posti letto in via Giustiniani, in cui sarà pediatria, mamma-bambino, ginecologia, una torre nuova dove sono le cucine attualmente non utilizzate, il policlinico ovviamente, che ormai è sistemato completamente, Gallucci. Tutto il resto avrà abbattuto e fatto un parco meraviglioso, un parco urbano, un parco verde, per cui veramente c'è una grande soddisfazione in questa operazione. E devo ringraziare il direttore Flor, devo ringraziare tutti, perché tutti hanno collaborato, a partire dal Consiglio Comunale, e abbiamo fatto una grande cosa, anche perché sarebbe stato, l'alternativa cosa sarebbe stata? Che con le nuove elezioni continuiamo a parlare un'altra volta di ospedale. L'ospedale ha girato tutto a Padova, in tutti i vari posti. Io penso che sia stata una cosa concreta, rispondendo anche, se ricordate cosa è successo con la pandemia. Adesso l'ospedale sarà qualcosa anche in linea con quello che è successo, per cui devo dire grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato, è stato un grande risultato per quello che mi riguarda. Ecco, la domanda proprio l'ha accennato lei, volevo chiederle io, è proprio la pandemia, questo Covid, accelererà i tempi della costruzione del nuovo ospedale secondo lei? Secondo me sì, e sarà anche visto in un'altra maniera, proprio in virtù di quello che c'è successo, per cui sarà fatto un pensiero totale su quanto riguarda l'investimento che farà la Regione. Ripeto, stanno già pensando a alternative. Mi ricordo che il Presidente Zaia ha già illustrato a grandi linee cosa sarà fatto a Padova Est. Sarà un ospedale talmente innovativo, sarà un ospedale a livello europeo. Abbiamo medici europei di qualità e questo sarà un ospedale a livello europeo. Bene, abbiamo sentito ora per quanto l'ospedale, perché abbiamo tante cose da chiedere al Sindaco, e il secondo è una grande opera che lei è riuscito a concludere, lo scambio della Pradina con via Anelli, con l'abbattimento delle palazzine di degrado e con la costruzione della nuova questura. Eccola qui, le stiamo vedendo proprio. Devo dire che
solamente ricordo che tutte le cose non le faccio da solo, però onestamente le faccio con uno staff importante, gli assessori, per cui è una squadra che lavora, da soli non si fa nulla, vi garantisco. E io ho la fortuna di avere persone di qualità come staff e assessori in gamba. È stato un grande risultato questo, perché siamo riusciti a permontare un'area di degrado, ricordo ancora che era un'area veramente di degrado, che a suo tempo è stata chiusa, per cui abbiamo abbattuto completamente via Anelli, tutte le palazzine, bonificato il terreno. Questo terreno sarà costruito una nuova questura, già finanziata per 50 milioni di euro. Noi siamo stazione appaltante, proprio per prendersi la responsabilità e far sì di diminuire i tempi. Nel frattempo con la Permont siamo riusciti ad avere la proprietà della Prandina, famosa Prandina, in cui il dibattito pubblico è molto acceso, e abbiamo fatto 3 cose in un colpo solo. Abbiamo acquisito la Prandina, abbiamo fatto la questura, faremo la questura, bonificato via Anelli e demolito completamente, per cui grandi risultati. La Prandina è ancora in itere, però stiamo collaborando con la sovrintendenza per far sì che venga fuori spazio verde, parcheggi, cultura, probabilmente anche nella scuola. Stiamo ragionando sull'insieme e sarà anche a breve riusciremo a determinare questo. Senta, una cosa che non l'ha fatto dormire alla notte, lo ricordo benissimo, è stata la fiera di Padova, in mano ai francesi, anche contro, diciamolo così, ai suoi interessi, perché poteva evitarlo, però ha detto no, io voglio che la fiera ritorni pubblica. Ci racconti un po' questa storia? È un po' difficile sintetizzare in pochi minuti questa cosa. Allora, quando sono stato eletto sindaco ho visto i bilanci della fiera. Il mio staff mi ha detto lascia perdere, falla fallire, perché è in una situazione irrisolvibile. Non mi sentivo di fare chiudere la fiera, fare fallire la fiera è un punto fondamentale per quanto riguarda Padova, un punto che dà notorietà, dà immagine, dà marketing, dà lavoro, veramente dà tanto come risorse della comunità. Per cui c'è stata una gestione provvisoria da parte del gruppo italiano, dopodiché, dopo i francesi, intendo, dopo è ritornato in mano pubblica. Qua devo ringraziare la Camera di Commercio, sia il Presidente Giglio che il Presidente Santocollo, perché hanno collaborato moltissimo in questo senso. Era difficile uscirne da soli. E penso che abbiamo un risultato importante perché abbiamo acquisito la proprietà per quanto riguarda la fiera. La fiera è pubblica, stiamo lavorando con il Presidente Sancono, il Presidente della Camera di Commercio, per dare una nuova visibilità. La fiera ormai è superata, nel senso che con la pandemia abbiamo capito tutti che non solo Padova, ma tutte le fiere italiane d'Europa hanno avuto una background sotto l'aspetto economico importantissima. Noi stiamo ragionando su una nuova logica, nuove linee guida della fiera. Abbiamo già iniziato perché adesso comincerà a brevissimo la costruzione di 3.000 posti per studenti di ingegneria fatto dall'Università di Padova. Abbiamo il secondo piano che noi abbiamo utilizzato insieme al Camera di Commercio, facciamo l'innovazione start-up in cui Padova veramente è il leader in Italia. Abbiamo chiesto un finanziamento per riuscire a fare in Padiglione 8 l'Arena Musica, che era prevista a suo tempo vicino a Lugano, invece abbiamo previsto di farla, non è ancora definitivo, farla in fiera, che vuol dire che diamo una nuova vita alla fiera, perché ormai la fiera sì, c'è Automoto Epoca, è importantissima, porta un consenso anche sotto l'aspetto economico e di impegno molto importante, ma le altre fiere fanno fatica. È il mondo che va così, bisogna cambiare l'internet e pandemia ha cambiato il mondo, di conseguenza bisogna far sì che sia diverso. Ritorneremo ovviamente per le opere non importanti come queste, ma sicuramente importanti per la città di Padova, quale Piazzale Boschetti, ma ci ritorneremo. Adesso apriamo una pagina per quanto riguarda la sicurezza, il recupero sindaco di aree degradate, i Giardini della Regina, Piazza De Gasperi, Piazzetta Gasparotto, il potenziamento dell'illuminazione dei quartieri e l'incremento della videosorveglianza. Si può raccontare, sono 3 punti importanti se lei li riassume. Sono tantissime. La cosa che mi fa veramente più piacere sono i Giardini della Regina. È stata una cosa veramente importante, che devo ringraziare tutti quanti per aver fatto le idee comuni. Vi ricordo che il Giardini della Regina era un luogo di spaccio e vendita di biciclette rubate. Siamo riusciti a cambiare cose. Oggi è un luogo bellissimo, non c'è più spaccio, non c'è vendita di biciclette rubate. È veramente già i giardini sono stupendi, la gestione in maniera ottimale sta facendo le cose alla grande
È diventato un luogo in cui la gente, i ragazzi studiano, leggono il giornale, fanno una passeggiata, è un luogo stupendo. Per cui come sicurezza abbiamo fatto una cosa veramente importante e ringrazio proprio anche la gestione perché sta andando molto bene. Per quanto riguarda Piazza del Gasper è stata un'altra iniziativa, era un luogo di degrado molto importante sotto l'aspetto del degrado e di conseguenza abbiamo rifatto completamente e dato vita a un posto e la cosa più bella è che avendo fatto un piazzale, una piazza per lo sport è vissuta in maniera incredibile, cioè in continuazione, io passo ogni sera, ci sono ragazzi sempre che giocano a basket, c'è in canestro, è una cosa bellissima, che freddo, caldo, pioggia, sempre è attiva, per cui è un modo proprio per riconquistare spazi e evitare il degrado. Eccola qui. È veramente una cosa bellissima, bella, è utilizzata, questo è importante, utilizzata, adesso questa è un'immagine del repertorio vecchie, però sapete oggi qualsiasi passa, basta passare i ragazzi che giocano. Bella, veramente è una bella opera, devo ringraziare gli assessori Michelissi, Bonavina, molti sono andati da fare, per cui altre cose abbiamo installato moltissime telecamere, le telecamere danno una sensazione di sicurezza, perché sono 1200 telecamere. Quando succede qualcosa riusciamo a capire immediatamente chi è stato. Ovviamente l'utilizzo è esclusivamente della magistratura, delle forze dell'ordine, però è stato un deterrente molto importante. Ricordo anche che abbiamo acquistato 4 cani per fare sì il danno maggiore che si può fare in termini di droga è trovare il prodotto. E veramente la polizia municipale con questi 4 cani ne trova molto, purtroppo. Per cui portare via il prodotto a uno spacciatore vuol dire fare veramente un grande danno. Poi è stato ulteriormente potenziato la polizia locale, qui devo dire ringraziare perché collaborano in maniera molto fattiva e devo dire che il loro compito non è sempre facile, perché oltre a trovare lo spacciatore di turno trovano anche persone non educate e loro sono un anello importante per quanto riguarda l'amministrazione, sono l'anello che risponde per ultimo al cittadino in termini di sicurezza, in termini di visibilità di quello che sta facendo l'amministrazione comunale. Si vede adesso in immagini, abbiamo potenziato e rifatto completamente la sala di vigilanza per quanto riguarda le telecamere, per cui è qualcosa di importante che facciamo su sicurezza. Sicurezza per me è anche un'altra cosa, illuminazione. L'illuminazione è un deterrente importante e noi abbiamo illuminato, ad esempio, tutta la cella illuminata a LED. E veramente questa cosa è importante. Più illuminata è Padova, oltre ad essere bella ovviamente, e anche, la stanno installando proprio alla cella, vuol dire sicurezza ed è veramente importante. Bene, abbiamo... Anche perché ho detto, sicurezza non ha colore politico. Destra e sinistra, già. La sicurezza è sicurezza e il cittadino ha ragione di prendere la massima sicurezza e a Padova c'è. Perfetto, abbiamo già preso dei punti. Adesso andiamo nella viabilità. So che qui ci vorrà secondo quello che avevamo visto molto tempo, perché parliamo delle nuove linee del tram, delle nuove 2 linee del tram, dei soldi che avete già acquisito da Roma o dall'Europa, insomma i soldi che avete portato a Padova. Allora iniziamo da lì, poi man mano andremo a verificare, a vedere tutti gli altri, perché il tram è un tema che lei ci tiene molto. Il tram è un'opera importantissima. Prima abbiamo acquisito la prima tranche di 60 milioni che qualcuno non aveva utilizzato a suo tempo e aveva perso, per cui siamo riusciti a rincorrere questo contributo molto importante e il famoso SIL3, stazione Volta Brozzo. È stato finalizzato i lavori, abbiamo iniziato già con i sottoservizi e aprile, maggio più o meno cominciarono i lavori in termini esecutivi, per cui in 1 anno e mezzo sarà completato. La seconda tranche di finanziamenti sono 330 milioni. 330 milioni già finanziati, preciso, dalla Comunità Europea e che deve essere sviluppato il tram entro giugno 2026. Per cui tempo chiaramente stretto, però ce la faremo. Noi siamo già 2 mesi che stiamo lavorando. 4 anni per fare queste opere, vi garantisco, sono molto pochi come termine di tempo, però dobbiamo riuscirci, ce la faremo. Cambierà completamente Padova, sotto l'aspetto uno si sposterà dove vuole, quando vuole, in tempo rapidissimo, perché il tram, cos'è l'andaggio? Ogni 3, 4, 5 minuti passa, per cui non occorre guardare l'orario quando passa
e l'autobus come al solito, vuol dire che uno scende a casa e va dove vuole, dalla questura all'ospedale vecchio, all'ospedale nuovo, a Rubano, Vigonza. Vi ricordo anche, noi siamo riusciti a collegare due comuni contermini, comuni sono Rubano e Vigonza. Questo cambia veramente il futuro di Padova come aspetto viabilità, vivibilità, inquinamento cambia. Pensate che è previsto dai tecnici che questo mezzo porterà qualcosa a 20 milioni di persone all'anno. Cambia completamente. Io sono convinto che quando uno deve andare a un posto, se fa presto, non deve parcheggiare e anche non inquina, sceglie sicuramente il tram. Per cui sono molto orgoglioso di questa opera che verrà fatta in termini precisi entro il 2026. Perfetto, questa è un'altra bella notizia. Adesso andiamo, allora facciamo qui rapidamente, perché poi abbiamo la pubblicità, l'incremento delle piste ciclabili, le asfaltature, il rifacimento anche del ponte di via Viganovesi in tempi rapidissimi, l'apertura del tratto dell'Arco di Giano. Iniziamo da qui, da questi 4 punti. Li ricordo: piste ciclabili, asfaltature, il ponte di via Viganovese e l'apertura di un tratto dell'Arco di Giano. L'ultimo finanziamento del governo, abbiamo portato a casa un finanziamento di 20 milioni di euro, di cui circa 8 milioni sono destinati a piste ciclabili, le famose bicipolitane. È veramente importante questo, perché vedete quanti noi abbiamo una popolazione di studenti importante, 61.000 studenti. Non solo gli studenti, ma anche tutte le persone in Padova vanno in bicicletta perché non inquinano, è veloce, Padova è di dimensione d'uomo, per cui è anche facile andare in bicicletta. E investimento molto importante per quanto riguarda le piste ciclabili. Noi stiamo dedicando molte risorse a questo perché la gente deve muoversi in bicicletta in sicurezza, e che non è facile. L'aiuto che sarà dato il governo in questo senso è determinante e saranno fatte anche sono usate fatte già. Vi ricordo che già prima Padova era molto vivibile come piste ciclabili, saranno ulteriormente potenziate. Asfaltature? Asfaltature sono 11 milioni e mezzo di euro che stanno per essere iniziati i lavori, sta cambiando il clima, per cui tra poco inizieranno. Sono iniziate già le verniciature delle strade per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, per cui a breve cominceremo, sarà fatto in marciapiedi. Beh, in qualche punto l'ho già visto, sono già iniziate. Sì, ma le temperature è base, dobbiamo avere una temperatura, se no si rischia di fare danni. Per cui a breve 11 milioni e mezzo di euro sono tanti, marciapiedi e strade. E poi in tempo di record è stato fatto il rifacimento del ponte Viganovese. Bravo l'assessore Michelice, brava anche l'impresa che è stato velocissimo, ha creato qualche disagio, ma noi monitoriamo in continuazione i ponti per sicurezza, sicurezza importantissima. Eccolo qui. Siamo stati bravi perché abbiamo avuto qualche problema, abbiamo lavorato d'estate, abbiamo creato ovviamente qualche problema, però adesso è risolto in piena sicurezza, è stata fatta un'opera veramente importante. Ecco, e poi tra l'altro avete aperto anche il tratto dell'Arco di Giano che permette una viabilità meno trafficata in una Padova che inizia a essere abbastanza trafficata. Ma questo è fondamentale completarlo. In collaborazione con la Regione e con CAV stiamo pensando a completare, per quanto riguarda con l'avvento del nuovo ospedale, ovviamente bisogna cambiare completamente la viabilità. C'è l'assessore Michelice, per cui stiamo veramente collaborando con la Regione Veneto, CAV, Veneto Strade, per modificare la viabilità. Va modificata sicuramente, altrimenti con il nuovo ospedale e col tram che passerà anche di là diventerà un problema. Stiamo collaborando bene con la Regione, che ringrazio ovviamente per l'aiuto che dà per quanto riguarda la viabilità. Poi avete aumentato le bici e anche i monopattini sono arrivati. Adesso Padova, uno che vuole prendere la bici e i monopattini ne trova in tutti gli angoli, mettiamola così. Ha avuto un grande successo, sia biciclette servo-assistite, sia biciclette tradizionali, sia monopattini. Con la nuova stagione adesso penso saranno utilizzati ancora di più. Ha avuto un periodo difficile inizialmente perché i ragazzi parcheggiavano i monopattini un po' alla casaccio, adesso sono diventati molto bravi e devo ringraziare anche l'azienda esterna. Vi ricordo che non sono del comune di Padova, sono affidati all'azienda esterna. Alla sera li mettono a posto, per cui è migliorato molto anche sotto l'aspetto sia visivo che di creare qualche piccolo problema. Anzi, devo dire, faccio un appello perché
I non vedenti ciechi, per loro è un problema, se uno lascia un monopattino, una bicicletta in maniera non corretta, possono andarsi addosso, possono farsi male, è un grave problema questo, per cui invito tutti veramente a posizionare in maniera corretta. Sì, tra l'altro quando lei è stato eletto come sindaco ha detto quel distributore all'inizio del Bassanello mi dà una rabbia perché è brutto a vederlo, lo tolgo, è riuscito a toglierlo, la burocrazia, anche poi quello che avete trovato, l'amianto e tant'altro, ha prolungato i tempi, però oggi è terminato e anche lì è un punto diverso per chi entra e vede la città di Padova. È stata un'impresa che io come cittadino, non sindaco, passavo e dicevo, mio Dio che brutto, noi abbiamo una Padova stupenda, bellissima, io sono innamorato, però abbiamo degli ingressi, Ponte Bassanello è veramente brutto, per cui com'è possibile tenere un distributore messo in queste condizioni? Quando sono stato eletto sindaco ho detto, ecco, adesso voglio capire se riesco a fare questa cosa. Ci ho messo un po' di tempo onestamente, però abbiamo trovato amianti, aerosol, 7 cisterne, però adesso passando si vede un pezzo di Padova più bello. Oltre a fare il parcheggio adesso sarà fatta una gara per fare qualcosa che anche ha inerenza col fiume che è sotto, per cui sarà fatta una bella cosa. Proprio in questi giorni è stata una gara, vediamo chi risponde, sarà veramente una bella cosa. Mi ricordo che sono ancora parti dell'ingresso di Padova, proprio Bassanello, è veramente brutto, bisogna migliorare assolutamente perché abbiamo una situazione di una città bellissima con ingressi che lasciano un po' a desiderare. Però sarà il mio impegno sistemare a breve anche questa parte. Ecco, prima della pubblicità, avete rivisto anche la viabilità di Corso Milano e anche quella davanti allo IOV con le ciclabili, con i parcheggi, avete rivisto? Insomma, quelle... Corso Milano è stata anche difficile, devo dire, perché è stato fatto due piste ciclabili, inizialmente non sono state molto apprezzate, però adesso devo dire sono molto utilizzate e fa parte sempre del discorso avere degli spazi in sicurezza per quanto riguarda le biciclette. Adesso stanno funzionando, lo IOV è un altro problema che c'era perché parcheggiavano in continuazione auto di fronte allo IOV, il che non è piacevole specialmente per persone che andavano ovviamente a problemi per quanto riguarda la sanità allo IOV. Abbiamo fatto la pista ciclabile, abbiamo fatto anche parcheggi e abbiamo risolto anche questo piccolo problema che era un grande problema, devo dire, perché ognuno quando ha problemi sanitari parcheggio al limite dove vuole, tra virgolette. Abbiamo questo problema, abbiamo anche l'ospedale civile via Giustiniani, che la gente parcheggia all'interno perché ha bisogno di andare al pronto soccorso, ha bisogno di andare all'ospedale. È una cosa che stiamo cercando di risolvere con il direttore Dalbene per far sì di trovare un'alternativa, finché non è costruito ovviamente un nuovo ospedale, ma a San Serapia, un parcheggio alternativo per quanto riguarda i collaboratori. Va bene, ci prendiamo un po' di fiato, anzi lo prende lei perché ha chiacchierato continuamente, andiamo in pubblicità e poi abbiamo tante altre cose da raccontarvi di quello che ha fatto il sindaco in questi 4 anni e quello che farà. A tra poco.